Eccoci, Davide, microfono, cuffia, siamo pronti, partiamo. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Puntata tanatologica dedicata alle morti insolite. Ecco la prima domanda di Maurizia da Macerata che scrive: Dracone, il noto legislatore ateniese, viene sempre ricordato per le sue severissime leggi. Io invece vorrei conferma di come avvenne la sua morte, perché da quello che ho letto mi pare una delle più assurde. Sì Maurizia, da quello che si legge è una delle più assurde. Per chi non fosse informato di questo dettaglio, la storia vuole che Dracone, in visita sull'isola di Egina, non lontano da Atene, con una grande folla che lo accoglie con entusiasmo, ecco, per qualche motivo questa grande folla ha preparato per Dracone dei mantelli e dei cappucci da regalargli e cominciano a offrirglieli e a darglieli e a buttarglieli. E alla fine sono così tanti che Dracone muore soffocato sotto tutta questa roba che gli viene buttata addosso. Sono perfettamente d'accordo con Maurizio che è una storia ridicola. La conferma non gliela do, anzi, io confermerei che siamo di fronte a uno di quei casi in cui una storia che la nostra modernità ha ripetuto con divertimento, però bisogna stare attenti a vedere quando è stata formulata per la prima volta. Perché Dracone sarebbe morto intorno al 600 avanti Cristo e il primo testo che gli attribuisce questa morte è un lessico, sostanzialmente un dizionario enciclopedico bizantino del X secolo dopo Cristo. In altre parole, ancora una volta, era passato più tempo fra Dracone e questo bizantino che si è inventato questa storia di quanto ne sia passato fra l'autore bizantino e noi oggi. Non ne poteva saper niente questo bravo, dotto, erudito bizantino. Rimane per noi il problema di come mai ogni tanto c'è il gusto di inventare così appunto morti così imbarazzanti per grandi personaggi storici. Nel caso dei greci ce n'è anche un altro che tanti di noi si ricordano magari dai tempi della scuola, e cioè la morte di Eschilo, il tragediografo ateniese, perché anche qui, secondo una versione corrente, Eschilo, che se ne andava a spasso in campagna e che era pelato, quindi la sua zucca luccicava al sole, e passa un avvoltoio che ha catturato una tartaruga e che ha la buona abitudine di lasciar cadere la tartaruga sulle rocce per spezzare il guscio e poi potersela mangiare. L'avvoltoio vede la testa pelata di Eschilo, la scambia per una pietra, lascia cadere la tartaruga, lo centra in pieno e così muore Eschilo. Ora, di nuovo, è ovvio che sono tutte frottole. Questa cosa se l'è inventata Valerio Massimo, che era un divulgatore dell'epoca di Tiberio, e cioè 500 anni dopo, ecco. Detto questo, rimane invece il problema culturale del perché nel mondo antico piacevano così tanto queste storie. Ecco, e io devo dire che io non sono un antichista, ma la prossima volta che incontro un collega che si occupa di quel mondo glielo voglio chiedere. C'è un'altra domanda che arriva da Chieti. La invia Adriano che chiede: è vero che il re Enrico III di Francia fu pugnalato mentre era assiso sulla sua regia evacuatrice seggetta? Cioè, insomma, era in bagno, come diremmo noi pudicamente, d'accordo. No, non è vero, ma è di nuovo ben trovato, cioè è indicativo. Io mi ricordo che in un'altra puntata ho parlato del teologo Ario del III-IV secolo d.C. e di come i suoi avversari, dopo la sua morte, molto tempo dopo la sua morte, si sono inventati che lui fosse morto perché gli erano scoppiate le budella mentre era appunto seduto al gabinetto, ecco. Queste sono quelle cose che si inventano quando si vuole veramente diffamare qualcuno, soprattutto per motivi, dissacrare, ecco, qualcuno, soprattutto perché lo si odia per motivi religiosi. Ora, chi è il re Enrico III di Francia? Il re Enrico III di Francia regna alla fine del Cinquecento in una Francia spaccata dalle guerre di religione. Sono guerre spaventose in cui ci si scanna, si ammazza, si massacra, si tortura fra cattolici e protestanti. E anche i cattolici sono divisi perché ci sono i cattolici estremisti e i cattolici moderati. E dal punto di vista degli estremisti, i cattolici moderati, che non vorrebbero ammazzare proprio tutti i protestanti magari, ma provare a fare la pace, sono dei traditori.
Il re Enrico III è re di Francia, cattolico, governa una Francia a maggioranza cattolica, ma dove i protestanti, gli ugonotti, sono una minoranza molto forte e molto agguerrita. Il re Enrico III a un certo punto, prova a ragionare su una politica di pacificazione. E questo è sufficiente perché gli estremisti cattolici considerino il re, cattolico anche lui, come un traditore. E gli umori sono talmente esasperati che si trova non uno qualunque, ma un frate, un domenicano, che decide di assassinare il re. Ovviamente convinto di mandarlo all'inferno e di fare opera santa agli occhi di Dio. E quindi il re Enrico III viene pugnalato da questo domenicano durante un'udienza. Il discorso appunto della seggetta non mi pare che emerga, ma evidentemente è stato poi diffuso perché questo significava di nuovo dissacrare e svergognare il re per questa morte. E a proposito, mentre parliamo però di Enrico III e di morti strane, vale la pena di ricordare che suo padre, Enrico II, era morto, non dico di una morte strana, all'epoca non era del tutto imprevedibile o del tutto insolita, però che io sappia è l'unico re a cui è capitato. Il re di Francia Enrico II nel 1559 è stato ammazzato durante un torneo. Anzi, durante una giostra, come si dice, cioè quella forma moderna di torneo per cui ci sono solo un cavaliere contro l'altro che corrono dai due lati di uno steccato, galoppano l'uno verso l'altro con la lancia in resta, con lo scopo di colpirsi nello scudo e, insomma, vince quello che riesce a sbalzare l'altro da cavallo, no? Il torneo e la giostra noi li associamo al Medioevo, in realtà per tutto il Cinquecento sono rimasti assolutamente di moda nelle corti europee, fino all'inizio del Seicento. E il re di Francia Enrico II nel 1559 nel corso di una giostra gareggia, è compito dei re all'epoca far vedere che sono anche veri cavalieri e che sono in grado di battersi con gli altri alla pari. Il re gareggia e c'è la sfortuna per entrambi, ma specialmente per il re, che il suo avversario, che è un nobile signore, il conte di Montgomery, capitano della guardia scozzese, quando si colpiscono la lancia del conte di Montgomery si spezza e fin qua è tutto normale, le lance si spezzano all'urto, sono di legno. Noi ancora oggi diciamo spezzare una lancia, no? Per dire impegnarsi a fare qualcosa, diamoci una botta, ecco, spezziamo una lancia. Solo che quello che succede è che il troncone della lancia si infila nella visiera dell'elmo del re e quindi lo trafigge a un occhio. E il re rimane vivo ancora per una decina di giorni, ma alla fine non sopravvive. E quindi questa, diciamo, è una morte appunto non del tutto imprevedibile, ma certamente insolita. Ma possiamo provare a rimanere sul tema, professore, che mi sembra molto interessante. Cioè, potrebbe dirmi quali siano state le morti più strane o imbarazzanti per i reali d'Europa nella storia? Ma qualche esempio c'è, anche se poi non così tanti, devo dire, i re erano piuttosto protetti evidentemente, però anche limitandosi deliberatamente ai re, e quindi a una categoria molto specifica, almeno uno caso di morte abbastanza strana e imbarazzante c'è, ed è quella del re Alessandro I di Grecia, siamo nel 1920, quindi insomma 100 anni fa. Il re Alessandro I di Grecia andava a spasso nei giardini del Palazzo Reale dove venivano tenute in libertà animali selvatici. Era una vecchia passione delle corti, avere animali esotici. Era un segno di potenza. Per il re di Grecia nel 1920, diciamo, era un piccolo regno non particolarmente importante, ma fin dal Medioevo era abitudine dei sovrani possedere e regalarsi animali selvatici, no? E non solo i sovrani, Adesso divago, ma in questi podcast ogni tanto lo facciamo anche. La città di Firenze, al tempo di Dante, allevava dei leoni proprio all'unico scopo di far vedere al mondo che noi a Firenze siamo così ricchi, potenti, abbiamo tali collegamenti internazionali che abbiamo i leoni a casa nostra. E questi leoni li facevano anche accoppiare e non riuscivano mai ad avere i cuccioli, e quando finalmente hanno ottenuto i cuccioli la cosa è stata scritta nelle cronache, grande avvenimento, finalmente sono nati i leoni qui da noi. Detto tutto questo, voi vi aspetterete che Alessandro I di Grecia sia stato divorato da un leone nei giardini del palazzo, invece no.
Alessandro andava a spasso col suo cane e nei giardini del palazzo si aggirava libero un macaco, e quindi una scimmia. E il cane e la scimmia hanno bisticciato e hanno cominciato a mordersi. E il re è intervenuto per separarli e si è preso anche lui un morso dalla scimmia. Tornato a palazzo ha cominciato a sentirsi poco bene, morale, un'infezione, una setticemia, e nel giro di 3 settimane è morto. Il re morto per un morso di scimmia è, direi, a livello almeno dei sovrani europei, il caso più curioso. Se possiamo parlare anche non soltanto appunto di morti imbarazzanti per la loro stranezza, ma di come certe volte la morte dei re è drammaticamente improvvisa e inaspettata, e collegandoci in un modo che dirò adesso col nostro Alessandro I di Grecia, a me è subito venuto in mente un altro Alessandro I, che era Alessandro I della dinastia degli Obrenović, re dei Serbi. Sapete che quella che è poi diventata nel Novecento la Jugoslavia, all'inizio la prima parte che è diventata indipendente ed è stato un regno a sé stante è stata la Serbia, con la sua capitale a Belgrado. La Serbia è indipendente già dalla fine dell'Ottocento e in questa società ancora molto, sotto certi aspetti, molto primitiva e violenta, ci sono dei clan nobiliari che sono in competizione per il potere, no? Gli Obrenović e i Karageorgievich. E gli Obrenović a un certo punto prendono il sopravvento e hanno questo sovrano Alessandro I, che sale al trono nel 1889 e dopo qualche anno di regno annuncia che si sposa perché si è innamorato, e quindi non sposa una principessa straniera di alto lignaggio e di sangue reale, ma sposa la vedova di un poveraccio qualunque che lui ha incontrato a corte e si è innamorato perdutamente, si chiama Draga, e se la sposa, e tutti quanti sono contrari a questo matrimonio. La regina è estremamente impopolare, oltretutto cominciano a correre voci sul fatto che lei è infedele, non è una donna per bene, per di più non hanno figli, quindi un disastro generale di pubbliche relazioni. Il re Alessandro e la regina Draga ignorano orgogliosamente tutte le opposizioni finché non nasce un gruppetto di ufficiali dell'esercito comandato da un capitano che si chiamava Dragutin Dmitrievich, soprannominato, non ho mai capito perché, il colonnello Apis. E questo gruppo di cospiratori decide di far fuori il re e la regina e di sostituire la dinastia degli Obrenović con la nuova dinastia dei Karageorgievich. Per cui si fa il colpo di Stato, ed è un colpo di Stato alla balcanica, cioè con un sacco di spargimento di sangue. Gli ufficiali invadono il palazzo reale, il re Alessandro e la regina Draga si nascondono in un armadio nella camera da letto della regina, gli ufficiali li cercano in tutto il palazzo, finalmente li trovano, li tirano fuori dall'armadio, gli sparano in testa, poi li squartano, li sventrano e li buttano dal secondo piano del palazzo su un mucchio di letame. E questa è la fine. Abbiamo visto prima Alessandro I di Grecia morso dalla scimmia, Alessandro I di Serbia muore in questo modo. A questo punto diventa un po' inquietante se raccontiamo anche la morte di Alessandro I di Jugoslavia, perché quando la Serbia dopo la prima guerra mondiale occupa anche la Croazia, la Slovenia, la Macedonia e nasce il regno di Jugoslavia, la Jugoslavia si porta dietro già allora quei drammatici problemi di spaccatura etnica e religiosa che poi negli anni 90 del Novecento l'hanno vista dissolversi, no? In modo anche spaventoso. Questi problemi c'erano già tutti. E il re Alessandro I, Karageorgievich, quindi della dinastia andata al potere dopo il colpo di Stato tanti anni prima, il re Alessandro I decide di schiacciare tutte le opposizioni etniche. Gli jugoslavi devono essere jugoslavi, è legittima un'unica identità, non viene lasciato nessuno spazio alle identità locali. Ovviamente viene odiato da tutti. Siccome non sanno mai come fermarsi, quelli che sono al potere, abolisce i nomi tradizionali dei luoghi perché non ci sia memoria della loro appartenenza all'uno o all'altro popolo, riorganizza il territorio del regno in nuovi distretti inventati senza tener conto di quelli storici. Morale: nel 1934 va in viaggio di Stato in Francia, sbarca a Marsiglia. Viaggiavano per mare a quel tempo i sovrani in visita di Stato. Sbarca a Marsiglia, gli va incontro il ministro degli esteri francese Barthoud, salgono in macchina, arriva un appartenente a un'organizzazione rivoluzionaria macedone che lotta per l'indipendenza della Macedonia dalla Jugoslavia, apre il fuoco, uccide il re e il ministro francese.
In realtà poi, se ricordo bene, le successive indagini dimostrano che il ministro francese viene ucciso dalla polizia francese, che comincia a sparare all'impazzata. Ma comunque, detto questo, per i sovrani balcanici chiamarsi Alessandro, specialmente Alessandro I, direi che evidentemente non porta bene, ecco. E dopo questa morale di Alessandro Barbero, Il solo e l'unico però, non il primo. ringraziamo il professore. Alla prossima volta, allora. Piccolo suggerimento di lettura in appendice all'episodio di oggi. Vi consigliamo il libro del filologo Dino Baldi dal titolo Morti favolose degli antichi, una sorta di interessantissimo catalogo delle morti più ammirevoli, impressionanti ed esemplari nell'antichità greca e latina, pubblicato da Quadlibet nel 2010. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post-produzione e montaggio Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998.